ottima idea quella di Matteo Salvini di stamani. Da tempo era pronto la lettura integrale del testo di Luigi Einaudi del 1944, via i prefetti, l'Italia e il secondo risorgimento. Uscì il 17 luglio del 1944 questo articolo molto citato, forse non altrettanto letto, di Luigi Einaudi a firma Junius sulla Gazzetta Ticinese, come supplemento alla Gazzetta Ticinese del 17 luglio del 44. Siamo in un momento nel quale c'è anche speranza che le cose si possano ricostruire secondo criteri di democrazia e di libertà. Questo è il punto di vista di Einaudi. Questa lettera, che parla del prefetto, in realtà è un manifesto autenticamente sincero di democrazia, di libertà e anche di federalismo, perché il ragionamento di Einaudi mantiene purtroppo tutta la sua attualità. Purtroppo, perché di ciò che auspicava Einaudi e proponeva non c'è stata assolutamente alcuna realizzazione nella nascente Repubblica Italiana. Siamo nel 1944 ed Einaudi parte dalla figura del prefetto, ma nel suo articolo traccia un vero e proprio manifesto, programma politico per la ricostruzione italiana secondo i principi della libertà e del federalismo, dal basso, dal livello comunale, che è quello che è più vicino al cittadino, come si usa a dire oggi, ma Einaudi argomenta questa sua visione delle cose in maniera molto molto logica, molto chiara e molto, come dire, inattuale perché non è mai stato d'attualità questa visione delle cose. Io vorrei proporvi proprio la lettura, anzi ve la leggo, di questo articolo del 17 giugno 1944. Come sapete, l'abolizione della figura del prefetto e delle prefetture è il tema di uno dei referendum proposti dalla Lega Nord insieme allo stop ai concorsi pubblici per gli immigrati, per tutelare il requisito della cittadinanza nell'accesso ai concorsi pubblici, abolendo la norma voluta dall'ex ministra Kyenge che consente agli immigrati di partecipare ai concorsi pubblici, l'abrogazione della riforma Fornero sulle pensioni, l'abrogazione della legge Merlin sulla prostituzione e l'abrogazione della legge Mancino, oltre al ripristino del reato di immigrazione clandestina cancellato dal governo Renzi. L'abolizione delle prefetture è uno dei quesiti. E su questa questione del prefetto Einaudi scrisse appunto questo articolo il 17 luglio del 44. Siamo praticamente all'uscita dalla seconda guerra mondiale e all'entrata del nuovo percorso repubblicano, periodo di grande speranza e di possibilità di ricostruire. Einaudi scrive questo magnifico articolo partendo dalla figura del prefetto. Proporre in Italia e in qualche altro paese d'Europa, scriveva Einaudi, di abolire il prefetto sembra una stravaganza degna di manicomio. Istituzione veneranda, venuta a noi dalla notte dei tempi, il prefetto è quasi sinonimo di governo e lui scomparso sembra non esistere più nulla. Chi comanda e chi esegue fuori dalla capitale? Come opera l'amministrazione pubblica? In verità, scriveva Einaudi, il prefetto è una lue che fu inoculata nel corpo politico italiano da Napoleone. Gli antichi governi erano, prima della rivoluzione francese, governi assoluti soltanto di nome, di fatto erano vincolati da ogni parte, dai senati e dalle camere dei conti o magistrati camerali gelosissimi del loro potere di rifiutare la registrazione degli editti che se non registrati non contavano nulla, dai corpi locali privilegiati, autoeletti per cooptazione dei membri in carica, dai patti antichi di infeudazione, di dedizione e di annessione e dalle consuetudini immemorabili. Cioè, dice Einaudi, gli antichi governi prima della rivoluzione francese erano assoluti soltanto di nome, non di fatto. Le consuetudini locali pesavano moltissimo. Gli stati italiani, scrive Luigi Einaudi nel 1944, gli stati italiani governavano entro i limiti posti dalle libertà locali, territoriali e professionali, cioè gli stati precedenti all'unità d'Italia, evidentemente, avevano dei limiti molto forti, i limiti imposti dalle autonomie locali, quelli che oggi sono i comuni appunto, i limiti imposti dalle autonomie territoriali e anche dalle autonomie professionali, dagli ordini professionali. Le corporazioni delle arti e dei mestieri, per esempio. Spesso le libertà municipali e regionali erano privilegi di ceti, di nobili, di corporazioni artigiane ed erano dannose al bene universale. Nella furia di strappare i privilegi,
La rivoluzione francese distrusse, continuando l'opera iniziata dai Borboni, le libertà locali e Napoleone, dittatore all'interno, amante dell'ordine, sospettoso come tutti i tiranni di ogni forza indipendente, spirituale o temporale, perfezionò l'opera. I governi restaurati trovarono comodo di non restaurare, se non di nome, gli antichi corpi che limitavano il governo centrale e conservarono dunque il prefetto napoleonico. L'Italia nuova, preoccupata di rinsaldare le membra degli antichi ex stati in un corpo unico, immaginò che il federalismo fosse il nemico e estese il sistema dei prefetti anche a quelle parti d'Italia, come le province ex austriache, nelle quali la LUE si era infiltrata con manifestazioni attenuate. Cioè, in pratica, l'Italia nuova, fra virgolette, conservò il prefetto e lo estese anche in quei territori del nord, in particolare il Lombardo-Veneto, le province ex austriache, nelle quali questa LUE, questa malattia venerea del prefetto, si era infiltrata di meno. Si credette di instaurare libertà e democrazia e si foggiò così lo strumento della dittatura. Democrazia e prefetto ripugnano profondamente l'una all'altro. Né in Italia, né in Francia, né in Spagna, né in Prussia si ebbe mai e non si avrà mai democrazia finché esisterà il tipo di governo accentrato del quale è simbolo il prefetto. E qui Einaudi fa una considerazione. Ha citato prima il federalismo visto come nemico, fa una considerazione di carattere più generale ancora, perché il prefetto è il simbolo dello Stato centrale, del governo accentrato, e il governo accentrato è l'opposto della democrazia, perché lo scrive a chiare lettere Luigi Einaudi in questo attualissimo, purtroppo, articolo del 1944. Non si avrà mai né in Italia, né in Francia, né in Spagna, né in Prussia, non si avrà mai democrazia finché esisterà il tipo di governo accentrato. Coloro i quali parlano di democrazia e di costituente e di volontà popolare e di autodecisione e non si accorgono del prefetto non sanno quel che si dicono. Elezioni, libertà di scelta dei rappresentanti, camere, parlamenti, costituenti, ministri responsabili sono una lugubre farsa nei paesi a governo accentrato del tipo napoleonico. Gli uomini di Stato anglosassoni, i quali invitano i popoli europei a scegliersi la forma di governo da essi preferita, trasportano inconsciamente parole e pensieri propri dei loro paesi a paesi nei quali le medesime parole hanno un significato del tutto diverso. Forse i soli europei del continente, i quali sentendo quelle parole le intendono nel loro significato vero, sono, insieme con gli scandinavi, gli svizzeri, e questi non hanno nulla da imparare, perché quelle parole sentono profondamente da 7 secoli. Dice Luigi Einaudi, questi sono i modelli: la Svizzera, i popoli scandinavi, che sanno che la democrazia comincia dal comune, che è cosa dei cittadini, i quali cittadini non solo eleggono i loro consiglieri e sindaci o presidenti o borgomastri, ma da sé, senza intervento e tutela e comando di gente posta di fuori dal comune o al comune sovrapposta, se lo amministrano, se lo mandano in malora o lo fanno prosperare. Insomma, è il comune il principio della democrazia, scrive Luigi Einaudi. La democrazia comincia dal comune, che è la cosa dei cittadini. L'autogoverno continua poi nel cantone. Ecco qui il manifesto federalista, compiuto, chiaro, limpido, preciso, tracciato da Luigi Einaudi. Si inizia con il comune. Il comune è la cosa dei cittadini e i cittadini eleggono i consiglieri, i sindaci, presidenti o borgomastri da sé, senza intervento e tutela di comando di gente posta fuori il comune o sovrapposta al comune. L'autogoverno inizia nel comune e continua nel cantone, il quale cantone è un vero Stato, potremmo dire la regione sostanzialmente per capire il livello, comunque i cantoni svizzeri per esempio. L'autogoverno dunque parte dal comune e continua nel cantone, il quale cantone è un vero Stato, il quale da sé si fa le sue leggi, se le vota nel suo Parlamento e le applica per mezzo dei propri consiglieri di Stato, senza uopo di ottenere approvazioni da Berna. A Berna, ossia il governo federale, a sua volta, per le cose di sua competenza, c'è un Parlamento per deliberare le leggi sue proprie e un Consiglio federale per applicarle e amministrarle, il modello svizzero.
Tutti questi consessi e i 25 cantoni e mezzi cantoni e la Confederazione hanno così numerosissimi legislatori, scrive Luigi Einaudi, e centinaia di ministri grossi e piccoli, tutti eletti, ognuno dei quali attende alle cose proprie, senza vedersi mai tra i piedi il prefetto, cioè la longa manus del ministro o del governo più grosso, il quale prefetto insegna e ordina il modo di sbrigare le faccende proprie ai ministri più piccoli, cioè a chi governa più in basso. Così pure si usa governare in Inghilterra, con altre formule di parrocchie, borghi, città, contee, regni e principati. Così si fa negli Stati Uniti, nelle federazioni canadese, sudafricana, australiana e nella Nuova Zelanda. Nei paesi dove la democrazia non è una vana parola, la gente sbriga da sé le proprie faccende locali, che negli Stati Uniti si dicono anche statali, senza attendere il là o il permesso dal governo centrale. Così si forma una classe politica numerosa, scelta per via di vagli, cioè di elezioni, di scelta dei cittadini ripetuti. Non è certo che il vaglio funzioni sempre a perfezione, scriveva Luigi Einaudi nel 1944, ma prima di arrivare a essere consigliere federale o nazionale in Svizzera, o di essere senatore o rappresentante nel congresso nordamericano, bisogna essersi fatto conoscere per cariche coperte nei cantoni e negli stati ed essersi guadagnato una qualche fama di esperto e onesto amministratore. La classe politica non si forma da sé e non è creata dal fiat di un'elezione generale, ma si costituisce lentamente, dal basso è il concetto su cui insiste Einaudi. La classe politica, insomma, non si crea così, magicamente, ma nasce dal basso, si costituisce lentamente dal basso, scrive Einaudi, e si costituisce per scelta fatta da gente che conosce personalmente le persone alle quali delega l'amministrazione delle cose locali piccole e poi via via delle cose nazionali o interstatali più grosse. La classe politica non si forma, tuttavia, se l'eletto ad amministrare le cose municipali o provinciali o regionali non è pienamente responsabile per l'opera propria. E qui, accanto al discorso della democrazia dal basso, c'è il discorso della responsabilità. Se qualcuno ha il potere di dare a lui, cioè a chi governa le cose municipali o provinciali o regionali, se qualcuno ha il potere di dare a questo governatore locale, fra virgolette, ordini o di annullare il suo operato, questo eletto non è responsabile e perciò non impara ad amministrare. Impara casomai a ubbidire, a intrigare, a raccomandare, a cercare appoggi. Dove non esiste il governo di se stessi e delle cose proprie, in cosa consiste la democrazia? Domanda Einaudi. Dunque, prosegue, finché esisterà in Italia il prefetto, la deliberazione e l'attuazione non spetteranno al Consiglio municipale e al sindaco, al Consiglio provinciale e al Presidente, ma sempre e soltanto al governo centrale, a Roma, o per parlare più concretamente, al Ministro dell'Interno. È il Ministro dell'Interno il vero padrone della vita amministrativa e politica dell'intero Stato. Attraverso i suoi organi distaccati, le prefetture, il governo centrale approva o non approva i bilanci comunali e provinciali, ordina l'iscrizione di spese di cui i cittadini farebbero a meno, cancella altre spese, ritarda l'approvazione e intralcia il funzionamento dei corpi locali. Chi governa localmente, di fatto, non è né il sindaco né il consiglio comunale o provinciale, ma il segretario municipale o provinciale. Non a caso egli è stato ormai attruppato tra i funzionari dello Stato centrale. Parve un sopruso della dittatura fascista ed era la logica necessaria deduzione del sistema centralistico. Chi, se non un funzionario statale, può interpretare ed eseguire le leggi, i regolamenti, le circolari, i moduli, i quali quotidianamente attraverso le prefetture arrivano a fasci da Roma per ordinare il modo di governare ogni più piccola faccenda locale? Se talun cittadino si informa del modo di sbrigare una pratica dipendente da una legge nuova, la risposta è: non sono ancora arrivate le istruzioni. Non è ancora compilato il regolamento, lo si aspetta di giorno in giorno. Pensate alla discussione sulla Tasi, sull'IMU
di questi ultimi giorni, settimane, mesi e degli ultimi anni, e per tutto il resto anche. È proprio così. È come Einaudi deprecava che fosse nel 1944 e siamo ancora là. Pubblicità e poi proseguiamo nella lettura di questo bellissimo articolo di Luigi Einaudi che purtroppo, dicevamo, è ancora di tragica attualità. Preparate le valigie, c'è un last second davvero imperdibile. Dal 31 maggio al 7 giugno e dal 7 al 14 giugno a Lampedusa soggiorno di 7 giorni in villetta a soli 1.060 euro a coppia, compresi nel pacchetto consumi acqua, luce, gas e aria, biancheria, pulizie iniziali e finali, volo diretto andata e ritorno da Malpensa, Bologna, Verona, Bergamo, trasferimenti da e per aeroporto, noleggio scooter per tutta la vacanza. licciardigroup@gmail.com 0922 97 06 78. Dal 30 maggio al 9 giugno, Pognano vi aspetta per l'8ª festa della Lega Nord. In via Defendi, presso l'area feste, tutte le sere potrete gustare i piatti tipici della cucina nostrana e le specialità a sorpresa del nostro bravissimo cuoco. E poi ballo liscio, e poi interventi di esponenti politici della Lega Nord, e poi... Vi aspettiamo a Pognano, in provincia di Bergamo, dal 30 maggio al 9 giugno per l'8ª festa della Lega Nord. Non mancate! Amici padani, ascoltate cosa può succedere a chi non ha installato Su e Giù. Ciao Luisa, ma cosa ti è successo? Ma lascia sta, per togliere le tende e lavarle sono caduta dalla scala? Ma come? Usi ancora la scala per lavare le tende? Ma non sai che esiste un sistema che fa scendere le tende senza usare la scala? Si chiama Su e Giù ed è in vendita presso i migliori tappezzieri, colorifici, ferramenta. Lo produce la GMG di Sesto San Giovanni. Chiama il numero 02 36 51 64 40. Ti indicheranno il punto vendita a te più vicino. Ma è fantastico! Grazie GMG! Su e Giù, per non cadere più. www.gmg-srl.net. Allora, questa è l'auto giusta per voi. 4 ruote motrici, interlippelle, cerchi in lega, cambio automatico, full option al prezzo assolutamente. Sì, ho capito, ma la Digital Radio ce l'ha. Oggi puoi avere un'auto perfetta anche nel suono con la Digital Radio. Chiedila al tuo concessionario. Muoviti a scoprire tutto su digitalradio.it. La radio oggi ha una marcia in più. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Acquista la tua radio digitale DAB sul sito www.radiopadania.org oppure telefona allo 02 66 234 449. Ci sono momenti nella vita dove serve una buona parola, un giusto consiglio, un suggerimento che aiuti a far restare i tuoi cari sempre con te. Onoranze Funebri D'Antoni, con la massima competenza e professionalità, garantisce un attento e scrupoloso servizio a prezzi davvero amico. Servizio completo a 1.386 euro, escluse spese comunali. Inoltre, disbrigo pratiche amministrative. Onoranze Funebri D'Antoni, sedi a Milano e Interland. Info 800 910 217. onoranzefunebridantoni.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Torniamo all'articolo di Luigi Einaudi, 1944, che ha come oggetto la figura del prefetto, ma che in realtà è una critica feroce al governo accentrato, al centralismo, in quanto negazione della democrazia, della libertà autentica e della responsabilità che deve accompagnare l'opera di amministrazione della cosa pubblica, che può partire solo dal basso, dal più basso livello, che è quello più importante, perché è quello vicino al cittadino. Da lì si formano le classi dirigenti e si esercita la responsabilità. Al contrario, siamo ancora nella situazione descritta da Einaudi nel 1944. Vai al comune, chiedi che si debba sbrigare una pratica, ti rispondono che non sono ancora arrivate le istruzioni da Roma, dallo Stato centrale. A nessuno viene in mente del Ministero la semplice idea che l'eletto locale ha il diritto e il dovere di interpretare lui la legge, salvo rispondere davanti agli elettori dell'interpretazione data? Cosa fu e cosa tornerà ad essere l'eletto del popolo in uno Stato burocratico accentrato? Non un legislatore, non un amministratore,
ma un tale il cui ufficio principale è essere ben introdotto nei capoluoghi di provincia presso prefetti, consiglieri, segretari di prefettura, provveditori agli studi, intendenti di finanza, e a Roma presso ministri, sottosegretari di Stato e, meglio e più, perché di fatto più potenti, presso direttori generali, capi divisione, segretari, vice segretari e perfino uscieri dei ministeri. Insomma, qui Einaudi descrive quella che è rimasta l'Italia. Insomma, l'amministratore locale, l'eletto dal popolo, non è un legislatore, non è uno che esercita responsabilmente la propria azione amministrativa in quanto eletto dai cittadini, ma uno che cerca di introdursi nei capoluoghi di provincia presso chi decide veramente, cioè lo Stato centrale e i suoi rappresentanti, prefetti, consiglieri, segretari di prefettura, provveditori agli studi, intendenti di finanza, e naturalmente ha bisogno anche di appoggi a Roma presso i ministri, i sottosegretari, e ancora di più, perché sono ancora più potenti, presso i direttori generali, i capi divisione, i segretari e vice segretari e perfino gli uscieri dei ministeri. Il malvezzo di non muovere la pratica senza una spinta, senza una raccomandazione, non è recente e non ha origine dal fascismo, è antico ed è proprio del sistema cioè di governo accentrato. Come quel ministro francese, guardando l'orologio, diceva: a quest'ora, nella terza classe di tutti i licei di Francia, i professori spiegano la tal pagina di Cicerone. Ebbene, così si può dire di tutti gli ordini di scuole italiane, pubbliche o private, elementari, medie o universitarie, tutto dipende da Roma. Ordinamento, orari, tasse, nomine degli insegnanti, degli impiegati di segreteria, dei portieri, dei bidelli, ammissioni degli studenti, libri di testo, ordine degli esami e materie insegnate. I fascisti, scriveva Luigi Einaudi, concessero per scherno l'autonomia alle università, ma era logico che nel sistema accentrato le università fossero, come subito ridiventarono, una branca ordinaria dell'amministrazione pubblica. Ed era logico che prima del 1922, marcia su Roma, i deputati elevassero querele contro quelle che essi imprudentemente chiamarono le camorre dei professori di università, i quali erano riusciti in mezzo secolo di sforzi e di costumi anti-accentratori, a poco originati dal loro spirito di corpo, a togliere ai ministri ogni potere di scegliere e trasferire gli insegnanti universitari e quindi ogni possibilità ai deputati di raccomandare e promuovere intriganti politici alle cattedre. Agli occhi di un deputato uscito dal suffragio universale e investito di una frazione della sovranità popolare, ogni resistenza di corpi autonomi, di enti locali, di sindaci decisi a valere la volontà dei loro amministrati, appariva camorra o sopruso o privilegio. Insomma, dice Einaudi, un deputato che rappresenta la famosa nazione, il centralismo, non può guardare di buon occhio i corpi autonomi, gli enti locali, i sindaci, specialmente se questi enti locali e sindaci vogliono far valere la volontà dei loro cittadini, dei loro amministrati. Agli occhi dello Stato centrale questa è camorra, sopruso o privilegio. La tirannia del centro, l'onnipotenza del ministero attraverso i prefetti si converte nella tirannia degli eletti al Parlamento. Essi sanno di essere i ministri del domani, sanno che chi di loro diventerà ministro dell'interno disporrà della leva di comando del paese, sanno che nessun presidente del Consiglio può rinunciare ad essere ministro dell'interno se non vuol correre il pericolo di veder farsi le elezioni contro di lui dal collega al quale egli abbia avuto la dabbenaggine di abbandonare quel ministero dell'interno, il quale dispone delle prefetture, delle questure e dei carabinieri, il quale comanda a centinaia di migliaia di funzionari piccoli e grossi e attraverso concessioni di sussidi, autorizzazioni di spese, favori di ogni specie, adesca e minaccia sindaci, consiglieri, presidenti di opere pie e di enti morali. E questo è tuttora vero perché la contabilità e il flusso finanziario degli enti locali fa capo ancora oggi al Ministero degli Interni. A volta, servo e tiranno dei funzionari che egli ha contribuito a far nominare con le sue raccomandazioni e dalla cui condiscendenza dipende l'esito delle pratiche dei suoi elettori. Il deputato diventa un galoppino, il cui tempo, più che dai lavori parlamentari,
è assorbito dalle corse per i ministeri e dallo scrivere lettere di raccomandazione per il sollecito di sbrigo delle pratiche dei suoi elettori. Perciò il delenda Carthago, l'imperativo della democrazia liberale, è via il prefetto, via con tutti i suoi uffici e le sue dipendenze e le sue ramificazioni. Nulla deve essere più lasciato in piedi di questa macchina centralizzata, nemmeno lo stambugio del portiere. Se lasciamo sopravvivere il portiere, presto accanto a lui sorgerà una fungaia di baracche e di capanne che si trasformeranno nel vecchio palazzo di governo. Il prefetto napoleonico se ne deve andare con le radici, il tronco, i rami e le fronde. Per fortuna, scriveva ancora Luigi Einaudi, di fatto oggi in Italia l'amministrazione centralizzata è scomparsa, ha dimostrato di essere il nulla, uno strumento privo di vita propria, del quale il primo avventuriero capitato a buon tiro poteva impadronirsi per manovrarlo a suo piacimento. E non accadrà alcun male se non ricostruiremo la macchina ormai guasta e marcia. Questo scrive Einaudi nel momento in cui crolla il fascismo e si apre la possibilità di costruire il nuovo, la Repubblica. Non andrà così, evidentemente, come Einaudi auspicava. L'unità del paese, continua Einaudi, non è data dai prefetti e dai provveditori agli studi e dagli intendenti di finanza e dai segretari comunali e dalle circolari e istruzioni e autorizzazioni romane. L'unità del paese è fatta dagli italiani i quali imparino a proprie spese, commettendo spropositi, a governarsi da sé. La vera Costituente non si fa in un'elezione plebiscitaria a fin di guerra. Così si creano o si ricostruiscono le tirannie, siano esse di dittatori o di comitati di partiti. Chi vuole affidare il paese a qualche altro saltimbanco, lasci sopravvivere la macchina accentrata e faccia da questa e dai comitati eleggere una Costituente. Chi vuole che gli italiani governino se stessi, faccia invece subito eleggere i consigli municipali, l'unico corpo rimasto in vita, almeno come aspirazione profondamente sentita da tutti i cittadini, e dia agli eletti il potere di amministrare liberamente, di far bene e farsi rinnovare il mandato, di far male e farsi lapidare. Non si tema che i malversatori del denaro pubblico non paghino le loro colpe quando non possano scaricare su altri, sulla autorità tutoria, sul governo, la colpa delle proprie malefatte. La classe politica, scriveva Einaudi, si forma così, col provare e riprovare, attraverso fallimenti e successi. Sia che si conservi la provincia, sia che invece la si abolisca perché ente artificioso, antistorico e antieconomico, e la si costituisca da una parte con il distretto o collegio o vicinanza, unità più piccola, raggruppata attorno alla cittadina, al grosso borgo di mercato, dove convengono naturalmente per i loro interessi ed affari gli abitanti dei comuni dei dintorni, e dall'altra con la grande regione storica, Piemonte, Liguria, Lombardia, eccetera. Sempre alla pari del comune, il collegio e la regione dovranno amministrarsi da sé, formarsi i propri governanti elettivi, liberi di gestire le faccende proprie del comune, del collegio e della provincia, liberi di scegliere i propri funzionari e dipendenti nel modo e con le garanzie che essi medesimi, legislatori sovrani nel loro campo, vorranno stabilire. Qui Einaudi traccia praticamente il modello svizzero come modello ideale per la rinascente Italia repubblicana. Si potrà discutere sui compiti da attribuire a questo o a quell'altro ente sovrano, e adopero a bella posta la parola sovranità e non autonomia a indicare che non solo nel campo internazionale con la creazione di vincoli federativi, ma anche nel campo nazionale con la creazione di corpi locali vivi di vita propria, originaria, non derivata dall'alto, urge distruggere l'idea funesta della sovranità assoluta dello Stato, e non si tema dalla distruzione alcun danno per l'unità nazionale. L'accentramento napoleonico, scriveva ancora Einaudi, ha fatto le sue prove, e queste prove sono state negative, una burocrazia pronta a ubbidire a ogni padrone, non radicata nel luogo, indifferente alle sorti dei cittadini amministrati. Un ceto politico oggetto di dispregio, abbassato a cursore di anticamere prefettizie e ministeriali.
un ceto politico prono a votare in favore di qualunque governo se il voto poteva giovare ad accaparrare il favore della burocrazia poliziesca e a premere sulle autorità locali nel giorno delle elezioni generali. Una polizia non collegata, come dovrebbe, esclusivamente con la magistratura inquirente e giudicante e con i carabinieri, ma una polizia divenuta strumento di inquisizione politica e di giustizia economica, cioè arbitraria. L'arbitrio poliziesco si era affievolito all'inizio del secolo, ma lo strumento era pronto e, come già con Napoleone, ricominciarono a giungere al dittatore i rapporti quotidiani della polizia sugli atti e sui propositi di ogni cittadino sospetto, e si potranno di nuovo comporre con quei fogli, se non li hanno bruciati prima, volumi di piccola e grande storia di interesse appassionante, e quello strumento pur guasto è pronto, se non lo faremo diventare mero organo della giustizia, per la prevenzione dei reati e la scoperta dei loro autori. Quello strumento è pronto a servire nuovi tiranni e nuovi comitati di salute pubblica. Che cosa ha dato all'Unità d'Italia quell'armatura dello Stato di polizia preesistente, ricordiamolo bene, al 1922? Non ha dato nulla. Nel momento del pericolo è svanita e sono rimasti i cittadini inermi e soli. Oggi i cittadini si attruppano in bande di amici, di conoscenti, di borghigiani e li chiamano partigiani. È lo Stato il quale si rifà spontaneamente. Lo Stato italiano lasciamolo riformarsi dal basso, come è sua natura. Riconosciamo che nessun vincolo dura, nessuna unità è salda se prima gli uomini, i quali si conoscono ad uno, non hanno costituito il comune, e da qui, risalendo di grado in grado, fino allo Stato. La distruzione della sovrastruttura napoleonica, che gli italiani non hanno amato mai, offre l'occasione unica di ricostruire lo Stato partendo dalle unità che tutti conosciamo e amiamo, e sono la famiglia, il comune, la vicinanza e la regione. Così possederemo finalmente uno Stato vero e vivente. Uno Stato vero e vivente può nascere solo dalla ricostruzione dal basso, dice Luigi Einaudi concludendo il suo articolo. L'Italia è il secondo risorgimento via i prefetti, supplemento alla Gazzetta Ticinese, 17 luglio 1944. Uno Stato vero e vivente può nascere soltanto dal basso, dai comuni. Lo dice chiaramente Einaudi più volte, lo ripete alla fine dell'articolo. La distruzione della sovrastruttura dello Stato centrale ci offre l'occasione di ricostruire lo Stato partendo dalle unità che tutti conosciamo e amiamo. E le unità fondamentali sono la famiglia, il comune, la vicinanza, la regione. Così possederemo finalmente uno Stato vero e vivente. Luigi Einaudi, 1944, per l'abolizione della figura del prefetto in relazione a una visione diversa dello Stato, autenticamente democratica e federalista, perché questo è un manifesto di federalismo, potremmo chiamarlo municipale per limitarne la portata. Era ciò che sperava Luigi Einaudi nel 1944 e che è tuttora valido. Ho fatto un dia quando o vento malbolì
figure come quella di Sandro Pertini rispetto all'attualità della Presidenza della Repubblica, a quella attuale, diciamo così. Una differenza, secondo me, abissale, enorme, incredibile, e lo si capiva anche non solo dal contenuto del discorso, ma anche dal tono del discorso. Io ve ne propongo solo un pezzettino, dopo potrete invece riascoltare, tornando alla più stretta attualità, la conferenza stampa ieri di Matteo Salvini con alcuni degli esponenti di Forza Italia che hanno detto di aderire alla raccolta firme per il referendum, perlomeno su 2 quesiti: legge Fornero da abolire e dall'altra, ma chissà perché poi non hanno aderito all'abolizione delle prefetture, che in teoria per un partito che continua a dirsi e si è sempre detto liberale, il quesito sull'abolizione delle prefetture però non lo vogliono firmare. Sarebbe in una autentica, schietta e pura tradizione liberale. Ci si può fare scudo perfino del nome di Luigi Einaudi, che ha detto delle cose sostanziali, evidentemente, non è solo questione di farsi scudo, però un partito che si dice liberale e non appoggia il referendum sull'abolizione delle prefetture qualche dubbio lo lascia, più di qualche dubbio, non importa il colore del gatto, basta prendere il topo, no? Per citare qualcuno che liberale non era affatto. Comunque io vorrei riproporvi, così giusto perché abbiamo parlato di Luigi Einaudi, la figura di questo grandissimo presidente che è stato Sandro Pertini, il suo discorso di fine, un pezzetto del suo discorso di fine anno del 1978, e poi torniamo invece all'attualità con la conferenza stampa di ieri con Matteo Salvini e gli esponenti di Forza Italia sui 2 referendum che appoggiano: reintroduzione del reato di immigrazione clandestina, abrogazione della legge Fornero. Chissà perché non l'abolizione delle prefetture. Comunque sentiamo Sandro Pertini, che è sempre un bel sentire. E mi rivolgo ai giovani. Io credo nella nostra gioventù, anche se vi è una frangia di giovani che oggi si sono smarriti e si trovano portati verso la violenza o peggio ancora verso la droga. Ma è una frangia semplicemente, la stragrande maggioranza della gioventù a mio avviso è sana. Vedete, io ho avuto un'esperienza come Presidente della Camera dei Deputati e adesso come Presidente della Repubblica. Io ho ricevuto e ricevo adesso molte scolaresche di ogni grado della scuola, dall'elementare all'università, di ogni regione, dalla Sicilia al Friuli. Quando ero presidente ne ho ricevuto 55.000 e adesso la stessa consuetudine ho ripreso qui al Quirinale. Ebbene, a questi giovani io non ho mai fatto dei discorsi. Ho sempre intrecciato con loro e vi sono riuscito un dialogo, come fossimo antichi amici. Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno da parte degli anziani di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo. E con questo animo quindi, giovani che mi ascoltate, che a voi mi rivolgo. Giovani, non armate la vostra mano, armate il vostro animo. Non armate la vostra mano, giovani, non ricorrete alla violenza, perché vedete, la violenza fa risorgere dal fondo dell'animo dell'uomo gli istinti primordiali, fa prevalere la bestia sull'uomo. Ed anche quando si usa in stato di legittima difesa, la violenza lascia sempre l'amaro in bocca. No, giovani, armate invece il vostro animo di una fede vigorosa, sceglietela voi liberamente, perché questa vostra scelta presupponga il principio di libertà, perché se non presuppone il principio di libertà voi dovete respingerla, altrimenti voi vi mettereste su una strada senza ritorno, una strada in cui al termine vi sarebbe la vostra morale e personale schiavitù. Sareste dei servitori in ginocchio, mentre io vi esorto ad essere sempre degli uomini in piedi, padroni dei vostri sentimenti e dei vostri pensieri. Ebbene, giovani,
Armate, ripeto, il vostro animo di una fede, fate voi liberamente la vostra scelta. E se voi non volete che la vostra vita scorra monotona, grigia e vuota, fate che essa sia illuminata dalla luce di una grande e nobile idea. Ecco, italiani e italiani, con quale animo io mi sono presentato a voi, umilmente, senza alcuna stolta manifestazione di arroganza, di potere. Mi sono presentato a voi con queste preoccupazioni e con questi auguri e anche con la fede nel popolo italiano. E a voi mi presento facendovi i più fervidi auguri per l'anno che sta sorgendo. Possa il 1979 portare tranquillità al nostro popolo. Possa essere nel 1979 superata la crisi economica e sociale che ci affligge e sia il 1979 l'anno di una pace sicura per il mondo. Firma, firma, firma! Puoi firmare nel tuo comune di residenza il referendum per l'abrogazione della riforma Fornero sulle pensioni, per l'abrogazione della legge Merlin, per l'abolizione delle prefetture, per l'abrogazione della legge Mancino, per dire stop ai concorsi pubblici per gli immigrati senza cittadinanza italiana e per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina. Firma, firma, firma nel tuo comune di residenza. Per ogni informazione e segnalazione 0266 234 234 0266 234 234. Noi siamo qua oggi, una delegazione di Forza Italia, direi al massimo livello, ovviamente incaricati dal presidente Berlusconi, i due capigruppo ed io, per sottoscrivere due dei referendum che la Lega, per sottoscrivere e invitare i nostri militanti e i nostri iscritti a fare altrettanto nei prossimi giorni. C'è ancora un pugno di giorni per firmare questi referendum, perché, come avevamo detto in un comunicato del presidente Berlusconi e come ha ribadito anche ieri durante il nostro ufficio di presidenza il presidente Berlusconi, riteniamo che sia opportuno immediatamente dopo queste elezioni aprire con tutte le forze politiche alternative al centro-sinistra, che si riconoscono comunque uno schieramento di centrodestra, e la Lega certamente è tra queste ed è stato per 20 anni alleato storico del presidente Berlusconi, un dialogo. Come è evidente che in questa campagna elettorale è stato piuttosto chiaro, e anche questi giorni di bilancio subito dopo, che noi condividiamo con la Lega, ma anche con altri alleati sempre dell'area di centrodestra, la diagnosi su molti dei mali che affliggono il nostro Paese e anche l'Europa per cui specificamente si è votato. È altrettanto evidente a tutti, e non dico un segreto, che sulle cure abbiamo ricette che talvolta divergono in modo sensibile, talvolta divergono a mio modo di vedere in modo riconducibile ad una sintesi, ma questo insomma è programma per i prossimi mesi, non abbiamo nessuna scadenza ravvicinata e non abbiamo nessuna fretta. Avevamo semplicemente fretta di riallacciare un filo di un dialogo che secondo noi è costruttivo per l'alleanza di centrodestra, per un'eventuale coalizione futura, per comunque i rapporti tra partiti che collaborano e hanno collaborato per anni. Cominciare dalle cose concrete è la cosa più facile di tutti, e quindi siccome la Lega e il segretario federale di Salvini si sono sentiti col presidente Berlusconi, hanno condiviso il fatto che due almeno dei referendum avevano la simpatia del nostro partito, ma crediamo di larga parte degli elettori riconducibili al nostro blocco sociale di riferimento, ovvero l'abolizione della legge Fornero, e su cui poi diffusamente i capigruppo diranno qualcosa in più, e la reintroduzione del reato di immigrazione clandestina, che in qualche modo ha costituito parte importante dell'esperienza di governo comune con la Lega. E quindi su questi due referendum era opportuno, come dire, dare un segnale di attenzione.
credo che se cominciamo a confrontarci su soluzioni e problemi concreti delle persone, con iniziative politiche specifiche su singoli punti che possono essere in qualche modo di sintesi per un programma, è un buon approccio per cominciare un dialogo che poi vedremo come potrà fiorire. Quindi da questo punto di vista io ovviamente da qua invito tutti i militanti, tutti i dirigenti, tutti i sostenitori e gli elettori di Forza Italia e del Presidente Berlusconi a recarsi nei prossimi giorni a firmare questi 2 referendum. Sarebbe importante che Forza Italia desse un contributo rilevante e decisivo per il raggiungimento di questo obiettivo, e poi, come ho detto, il dialogo continuerà su altri punti, credo ci sia anche la disponibilità a parlarci del segretario Salvini, con cui ormai, incontrandoci quotidianamente in televisione, ho un buon rapporto personale, anche perché dividiamo spesso sgabellini in vari studi in giro per l'Italia. Io lascio la parola, direi prima ai nostri 2 capigruppo e poi la sintesi al segretario della Lega. Grazie onorevole Toti, grazie onorevole Salvini. Vi ho mostrato questo PowerPoint per una semplice ragione pratica-operativa, che lo metteremo subito in rete e sarà lo strumento di comunicazione denso e intenso delle prossime ore, dei prossimi giorni, proprio per invitare tutti i nostri elettori, tutti i nostri iscritti a sottoscrivere il referendum, poi sui referendum parlerà ovviamente il segretario Salvini. I referendum sono 6, questa nostra decisione è sottoscriverne almeno 2, dopodiché ovviamente la libertà, noi siamo un partito libertario e liberale e libertario, di sottoscriverne anche altri. Dal punto di vista ufficiale noi ne sottoscriviamo 2. Per parlare del merito, questo non è solo ovviamente una sottoscrizione di 2 referendum, ma è un segnale politico molto forte che riguarda tra l'altro 2 norme, 2 leggi che hanno fatto parte del meglio della nostra esperienza di governo insieme. È riguardante la riforma delle pensioni che noi, il governo Berlusconi, aveva fatto, l'ultimo governo Berlusconi, ma anche il precedente, pensiamo allo scalone Maroni per quanto riguarda la riforma delle pensioni, che fu abrogato, scalone Maroni, negli ultimi giorni del governo Prodi, ma che poi noi con il governo Berlusconi riformammo pensioni in chiave assolutamente europea con 3 riforme che a detta dell'Europa erano il meglio del riformismo, del welfare sostenibile per quanto riguarda l'Europa, sui coefficienti di trasformazione, sulla posticipazione della finestra di 1 anno della finestra di pensionamento. Ricordo la riforma sul pensionamento delle donne nel pubblico impiego e l'aggancio alla speranza di vita del montante pensionistico. Il professor Giorgetti conosce benissimo queste cose. 3 riforme più una che davano la sostenibilità, davano il superamento delle pensioni di anzianità, davano l'innalzamento dell'età effettiva di pensionamento, il tutto senza traumi, senza tragedie sociali, senza forzature, lasciando il giusto tempo di transizione e lasciando sostenibilità dal punto di vista sociale. Cosa ha fatto Monti con la riforma Fornero? Ha spaventosamente accelerato i tempi, non ha lasciato i tempi di transizione, il risultato è che ha prodotto danni sociali spaventosi in tema di esodati, in tema di iniquità, e tra l'altro portando, sempre il Presidente Giorgetti lo sa come noi, meglio di noi, portando a una maggiore spesa pensionistica sul tema degli esodati che ad oggi e a domani è superiore al risparmio dovuto all'innalzamento così brutale e frettoloso dell'età di pensionamento. Quindi abbiamo prodotto danni sociali spaventosi,
traumi sociali spaventosi e di fatto nessun risparmio, semmai maggiori costi. Sacrosanto quindi è l'abrogazione della cosiddetta riforma Fornero e di fatto il ritorno alla normativa precedente, quella dei governi, del governo Berlusconi, nei 3 punti che vi ho detto: coefficienti di trasformazione, aggancio alla speranza di vita e finestra posticipata di 1 anno, più la riforma dell'età di pensionamento delle donne nel pubblico impiego. Secondo referendum è quello del ripristino del reato di clandestinità, che era stato una bandiera sempre dell'ultimo governo Berlusconi, portata e prodotta dal ministro Maroni, che pur tra le critiche e la non collaborazione da parte della magistratura aveva consentito la deterrenza nei confronti dei nuovi flussi e la deterrenza nei confronti dell'effetto annuncio. L'abrogazione del reato di clandestinità, la sua trasformazione in sanzione amministrativa, ha di fatto prodotto l'effetto opposto, vale a dire ha fatto un effetto annuncio al contrario: venite, venite, che si può. Il risultato, assieme ad altri fattori, ha provocato come dire, l'invasione che tutti abbiamo visto in questi giorni, anche se non particolarmente enfatizzata come venivano enfatizzate minori invasioni del passato e che venivano attribuite alla responsabilità del governo. Adesso abbiamo, tra virgolette, invasioni 10 volte, 20 volte, 30 volte, 40 volte quelle del passato, eppure nessuno ne parla, anzi col termine Mare Nostrum si dà un'indicazione di controllo, perché Mare Nostrum aveva il significato che era il mare sotto controllo della potenza imperiale repubblicana, imperiale romana. In realtà Mare Nostrum è un mare come dire, in mano ai trafficanti di esseri umani. Circola in rete un bellissimo spot, non so se l'avete visto, sulla linea del viaggiare informati è immigrare informati, dove si danno le indicazioni, è una parodia naturalmente, però pare che sia la realtà. Quando i barconi partono immediatamente vengono date le comunicazioni alle nostre operatori in zona dicendo: guardate che sta partendo il barcone al tale punto di mare, coordinate marine, eccetera eccetera, ci può essere l'incontro, per cui c'è il taxi, servizio taxi, eccetera eccetera. Questo non è Mare Nostrum, questo è un grande imbroglio che fa male a tutti, fa male ovviamente innanzitutto agli esseri umani che sono le vittime di tutto questo, fa male all'Europa, agli unici che fa bene ai trafficanti di esseri umani. Allora, la reintroduzione del reato di clandestinità ha questo significato segnaletico, che noi non possiamo accettare questo tipo di migrazione da offerta, e noi non vogliamo essere complici di tutto questo, e naturalmente tutto questo poi va messo sul tavolo dell'Unione Europea. Per questo noi convintamente, per queste ragioni politiche, convintamente aderiamo a questi 2 referendum, che sono il ritorno alla nostra politica dell'immigrazione del governo Berlusconi e alla nostra politica di welfare sostenibile, sempre del governo Berlusconi, per quanto riguarda la cancellazione della cosiddetta riforma Fornero. Paolo? Innanzitutto un augurio di buon lavoro agli onorevoli Giovanni Toti e Matteo Salvini. Il segno del rinnovamento della politica della sua classe dirigente passa attraverso anche il consenso che Giovanni e Matteo hanno ottenuto in termini di centinaia di migliaia di voti, e questo penso che sia un segno di salute anche della politica. Vorrei fare alcune sottolineature di carattere generale. La prima: queste elezioni hanno segnato 2 novità: il successo sicuramente di Matteo Renzi, ma anche forse il ritorno a un sistema bipolare più maturo. La regressione in termini di consenso e di voti del movimento di Grillo ci pone finalmente di nuovo nelle condizioni di poter valutare per il nostro Paese un sistema bipolare maturo.
Gli 11 milioni raccolti dal PD, ma anche gli 8 milioni e mezzo raccolti dai movimenti che comunque fanno riferimento al centrodestra, la dicono a mio avviso lunga sulla capacità del nostro sistema di essere ancora un sistema bipolare. Per quanto ci riguarda, la presenza qua nostra oggi significa che noi abbiamo incominciato un percorso di ricostruzione di quel rassemblement, vorrei dirlo alla francese, di centrodestra, che ha come destinazione, a mio avviso, alla prossimo appuntamento delle elezioni politiche, di una costituente, di una coalizione di centrodestra, che però non può essere fatta, non può essere costruita nelle segreterie dei partiti. Noi dobbiamo ricominciare dal paese, dalla gente, dai cittadini, dalle associazioni che li raccolgono. I 18 milioni di voto che hanno rappresentato il serbatoio naturale del centrodestra nei momenti di successo sono il tradizionale bacino elettorale a cui noi ci rivolgiamo. Il mondo è anche cambiato, la proposta politica è profondamente cambiata. Non possiamo riproporre gli stessi schemi, gli stessi progetti che hanno forse fatto il loro tempo, ma dobbiamo ricominciare ad avere fiducia in questo tipo di progetto. Oggi è un momento di passaggio. Valutare insieme con la Lega la sottoscrizione di due, non tutti, di due referendum su temi comuni, ci mette nelle condizioni di ricostruire anche con la Lega con la quale siamo al governo in Lombardia e nel Veneto alcuni passaggi comuni. Certo, ci sono alcune distanze. La posizione della Lega, premiata dall'elettorato sull'Europa, la posizione dura, no euro, che corrisponde, a mio avviso, nella proposta iniziale nostra di contraddizione forte all'eurocrazia di Bruxelles, ma che per quanto ci riguarda non porta al rifiuto definitivo e finale dell'euro, ma a una sua profonda modifica, ma comunque ha delle basi comuni. Forte contrasto a quello che si è costruito nell'eurocrazia tedesca, di stampo tedesco di Bruxelles, che ha privilegiato le nazioni del nord Europa e ha penalizzato fortemente le nazioni mediterranee. Quindi per quanto ci riguarda, e concludo velocemente, oggi per noi incomincia un lungo percorso. Nell'incontro lungo, tormentato di ieri dell'ufficio di presidenza, abbiamo posto le basi proprio di questo progetto comune. Io mi auguro, partendo proprio dalla Lega, che dal 2000 con noi ha partecipato a tanti governi, con noi partecipa a tanti governi regionali, ci auguriamo che un percorso comune fatto sulle cose concrete come quello del referendum ci possa portare a un esito comune. Non sappiamo con quali contenuti definitivi, non sappiamo con quali tempi, ma incominciamo un percorso. La novità sta anche nelle persone nuove che rappresentano i due movimenti, la novità sta anche nel non riproporre cose che abbiamo già riproposto. Io penso che ci sia la possibilità e soprattutto la sconfitta della protesta fino a se stessa, delle urla fino a se stesse, degli insulti fino a se stesso, senza una proposta, sia, spero, un esperimento della politica italiana che sia a conclusione. E mi auguro che anche oggi sia un passaggio importante per questo percorso. Io sono fiducioso, perché nell'Italia che vuole uscire dalla recessione, nell'Italia che vuole riproporre se stessa per quel grande paese che è, e devo dirvi, faccio una notazione e complimento a Matteo, l'ho sentito parlare di italiani, l'ho sentito parlare di agrumi siciliani, l'ho sentito parlare di porcellini sardi. Vuol dire che anche la Lega Nord ha un'ottica, una visuale che comincia ad arrivare a tutto il Paese, incomincia a farsi carico di tutti i problemi del Paese, negli equilibri, nelle definizioni, nelle linee che sono tipiche della tradizione leghista, ma che sono finalmente, diciamo noi, anche all'interno di una logica nazionale, dove forti però sono le proposte, forti sono i progetti e forti, a mio avviso, sono anche le possibilità di ricostruire un percorso comune. Ecco il motivo perché oggi siamo qua ed ecco perché il motivo che siamo qua fiduciosi di quello che ci aspetta. Si spegne quello? No, sì. È acceso in maniera perenne. Io ringrazio Silvio Berlusconi, ringrazio gli amici di Forza Italia perché ci sono pochi giorni e mancano poche firme e quindi questo è il vero terreno di sfida per il chiacchierone Renzi, ossia non possiamo inseguirlo sulle promesse visto che il coltello dalla parte del manico del promessificio ce l'ha lui, però possiamo sfidarlo sul campo delle proposte. Sui due referendum sostenuti da Forza Italia non aggiungo altro. Uno potrebbe firmarlo anche Renzi, che sta cercando di cancellare enti inutili, sta cercando di trovare soldi. Le prefetture sono state definite da Luigi Einaudi nel 1944 un ente inutile che ripugna alla democrazia. Noi abbiamo fatto due conti e si risparmierebbero quasi 500 milioni di euro cancellando le prefetture e delegando agli enti locali quelli che oggi sono compiti esercitati spesso poco e spesso male dai prefetti. Quindi mi piacerebbe che qualcuno chiedesse al supervotato di Firenze perché
perché non va a firmare questo referendum. Un altro, il secondo più firmato per il momento, è quello che da europarlamentare ho constatato funzionare in Svizzera, in Austria, in Germania, in Olanda, ossia la regolamentazione della prostituzione. L'Italia ipocritamente fa finta di niente, mentre invece si calcola che le 80.000 professioniste e professionisti di tutto di più e per tutti i gusti che ci sono esercitano in mezzo alla strada, gestite dal racket, con tutti i rischi anche igienico-sanitari oltre che di sicurezza che ne conseguono. Avere dei luoghi puliti, protetti, controllati e dare diritti e doveri a queste persone, diritti e doveri, penso al pagamento delle tasse come per qualsiasi altro libero professionista, è qualcosa che funziona in metà del mondo sviluppato, e quindi mi piacerebbe che funzionasse anche in Italia, al di là delle ipocrisie del merito. Che cosa succede da domani? Che nei comuni si può firmare fino a martedì, c'è pure il ponte del 2 giugno in mezzo, però manca veramente poco. Io penso che il contributo degli amici di Forza Italia possa essere quello che negli ultimi 2 o 3 giorni mi segnalano file nei comuni da nord a sud per firmare, quindi manca veramente poco. Faremo un'ultima tornata di gazebo al nord, evidentemente dove siamo presenti come Lega Nord nel weekend del 7-8 giugno, e quindi conto che ci arriveremo. Per il referendum sull'immigrazione clandestina c'è un mese in più, lo dico agli amici di Forza Italia, perché l'abbiamo depositato un mese più tardi rispetto agli altri, quindi la scadenza per l'immigrazione clandestina è a fine luglio, quindi su questo c'è anche tutto giugno e i primi di luglio da sfruttare per arrivare a quota 500.000. E poi sarei curioso nella primavera prossima di vedere l'approccio del governo Renzi, se ancora ci sarà un governo Renzi, di fronte a quella che penso potrebbe e dovrebbe essere una valanga da parte dei cittadini italiani su questi quesiti. Comincia un percorso, speriamo, io non do mai, e se lo faccio sbaglio, non voglio dare consigli agli altri e ben mi guardo dal commentare quello che succede in casa di altri. Quindi noi abbiamo avuto le nostre vicende e fortunatamente ne siamo usciti, come il dato elettorale dimostra. Il centrodestra che fa il centrodestra vince in tutta Europa. Poi ci si può sedere nel PPE, ci si può accordare con la Le Pen, però se il centrodestra fa il centrodestra, quindi non mi appassiona il dibattito sugli uomini, sui nomi, sulle primarie, io le primarie le farei sui progetti. Se il centrodestra difende la famiglia fa il centrodestra, se il centrodestra difende i confini fa il centrodestra, se il centrodestra difende gli artigiani e i piccoli imprenditori rispetto alle multinazionali fa il centrodestra, e quindi io sono convinto che su questo possa e debba rinascere un centrodestra. C'è un pezzo di centrodestra solo di nome che in questo momento è al governo e penso che debba continuare a stare il governo, altrimenti sparisce dalla faccia della terra, però ne parleremo in occasioni future. È vero che sui progetti di centrodestra Lega e Forza Italia governano bene in tantissimi comuni, anzi l'appoggio della Lega a tutti i candidati di Forza Italia ai ballottaggi in tutti i comuni del nord è garantito, ovviamente. E ci sono partite importanti da Bergamo a Cremona, a Pavia, a Padova, e quindi penso che possa essere un bel segnale di collaborazione. E poi faccio gli auguri agli amici di Forza Italia, perché di riunioni tempestose ne abbiamo fatte tante anche noi, quindi anzi dopo il temporale viene fuori il sole di solito, a meno che non succeda qualcosa di strano, e quindi è chiaro che nessuno di noi vuole fare passi affrettati, visto il percorso di questi anni. È chiaro che non si parla di una riedizione, di una sommatoria di sigle, perché non sarebbe utile né per la Lega né per Forza Italia. Però se nel percorso comune, tanto siamo tutti sotto la guida illuminata di Matteo Renzi, quindi l'importante è quello che fa lui. Noi siamo sotto, possiamo solo fare piccole cose, quindi nell'attesa che la stella cadente cada, noi ci stiamo organizzando per il dopo, e quindi sono assolutamente fiducioso sul fatto che il centrodestra che vince in Francia, vince in Austria, vince in Ungheria, vince ovunque faccia il centrodestra, tornerà a vincere in Italia. Ecco, l'unica cosa, se ci sarà alleanza non ci sarà contro, non funzionano le alleanze contro, abbiamo visto il voto a Grillo. Chiedere il voto contro qualcuno non funziona, chiedere il voto per fare qualcosa sì, e quindi se il centrodestra difende l'agricoltura italiana rispetto alle multinazionali
del resto del mondo, se difenderà il turismo del nostro paese. Io parlo d'Italia, sì, ma continuo a chiamarmi Lega Nord per l'indipendenza della Padania, però io penso che a metà giugno andrò a Maletto. Mi sono impegnato, questo comune siciliano dove la Lega ha preso il 34%, che è la percentuale che abbiamo preso a Sondrio, quindi non posso non andare a Maletto, anche perché mi ha detto che ci sono delle fragole stupende. Quindi a metà giugno, nel giorno delle elezioni, probabilmente il segretario della Lega Nord non sarà in Val Camonica né nella sua Milano, ma sarà in Sicilia, perché quella al centro-sud è una scommessa che abbiamo fatto non in campagna elettorale, ma che vogliamo vincere anche dopo la campagna elettorale, rimanendo autonomisti, federalisti o indipendentisti. Detto questo, nessuno deve snaturare il suo essere. Spero che fra un anno ci si ritrovi in questa sala con i referendum, che saranno una bella sberlona al governo Renzi, visto che lui queste proposte difficilmente purtroppo le sosterrà, e con un centrodestra che è centrodestra e che quindi se la giocherà per vincere. L'anno prossimo ci sono elezioni regionali importanti in Veneto, in Emilia, in Liguria, e quindi no, io facevo il segretario della Lega Nord, ho capito, poi collaboreremo anche in Calabria, però non so quanto. Però ci vogliamo arrivare pronti, ripeto, sui progetti. Oggi mi hanno chiamato i giornalisti, ma allora le primarie, il centrodestra, chi si candida, chi se ne frega, è l'ultima delle mie preoccupazioni. Facciamo le primarie, anzi no, le primarie, facciamo un progetto. Se poi il progetto concorda va bene, altrimenti chi vivrà vedrà, non ci sono forzature da fare. Ci siamo risposti in diretta. Domande da parte dei colleghi? De Angelis. A questa conferenza stampa, secondo quanto prova. La tua assenza è stata letta anche sui giornali di oggi, quasi secondo è un non metterci la faccia. Domanda è perché non è venuto Berlusconi? E una seconda domanda a Salvini. È evidente che da oggi ricominciate un percorso per arrivare alla costruzione di un'alleanza politica. Oggi Forza Italia ha sottoscritto 2 suoi referendum. Lei ieri ha incontrato la Le Pen. Porrà come condizione sine qua non per un'alleanza politica la sua battaglia per l'uscita dall'euro? Cioè chiederà a Forza Italia di uniformarsi alla sua posizione di uscire dall'euro? Rispondo io alla prima. Non c'è un solo Berlusconi qui oggi, ce ne sono 3. Uno si chiama Toti, l'altro si chiama Brunetta, l'altro si chiama Romani. Quindi non 1 ma 3. No, non ci sono condizio sine qua non da porre. Noi preferiamo stare con Marine Le Pen perché riteniamo che l'euro abbia vita breve, quindi nell'arco di qualche mese si parlerà di una moneta del passato, fortunatamente, però non siamo qua a imporre niente a nessuno, ci mancherebbe altro. Prego. Buon pomeriggio, Tabaglione di SkyTG24. Volevo chiedere, visto che lo avete citato nei vostri discorsi, soprattutto Salvini, il rapporto con il nuovo centrodestra, se in questo progetto, in questo cammino comune c'è la possibilità che ci sia un figlio il prodigo, chiamiamolo così, che adesso sta al governo e che invece potrebbe essere una parte, un pezzo del nuovo centrodestra, se la porta rimane aperta per gli uomini di Alfano. Ma vede, visto che ho introdotto io il ragionamento, volevo risponderle. Come ho detto nella mia premessa, non possiamo fare questo percorso immaginando di farlo nelle segreterie del partito, quindi non ci sono figliuoli prodigi che tornano o che vanno. Posso dirle, lo posso dire in termini polemici, non mi sembra che il risultato elettorale del nuovo centrodestra, stando al governo, sia stato straordinario, perché se sottraiamo i voti dell'UDC, che possiamo ancora conteggiare, a quelli ottenuti, mi pare che il risultato non sia poi quello che si aspettavano e che molti vantavano in esordio. Ma noi non abbiamo piacere a dire che qualcuno che c'è vicino o che c'è stato vicino o che non c'è più così vicino non abbia avuto un successo elettorale, ma non è questo il problema. Come diceva giustamente Salvini, un centrodestra non lo ricostruisce come addizione, lo si ricostruisce tornando in mezzo ai cittadini italiani sui temi concreti, sulle proposte concrete, ricostruendo un progetto di centrodestra. Se poi a quel progetto, a quelle cose, a quella continuità quotidiana di presenza ci vorrà stare anche qualcuno che oggi impropriamente, dico io, sta al governo, può darsi che noi non abbiamo nessuno, le porte sono aperte come le finestre. Altre? Dietro.
Mario Franco Cao, TG3. Per Forza Italia, il fatto che la Lega abbia appena sancito, stia sancendo in Europa un accordo con la Le Pen, non vi imbarazza voi che puntate, come dice Berlusconi, a riunire i moderati? Scusa, la Lega non siamo mai stati, siamo stati alleati alcune decine di anni in questo paese, stando in Europa in gruppi parlamentari diversi, non vedo perché adesso c'è una novità, che la Lega cambiare. In Europa si sta alleando col Front Nazionale. La Lega in Europa fa le sue scelte che mi sembrano assolutamente legittime. Il Front Nazionale è stato votato da alcuni milioni di francesi e ritengo che se l'Europa è un continente che si deve basare sulla democrazia abbia piena titolarità di stare seduta in quel Parlamento e di fare le alleanze che crede. Noi restiamo convintamente all'interno del Partito Popolare Europeo con tutte le perplessità sulla linea politica del Partito Popolare Europeo di questi anni. Stiamo nel Partito Popolare Europeo perché è la nostra famiglia d'origine, per la maggior parte, stiamo nel Partito Popolare Europeo perché riteniamo che sia il posto dove stare per incidere. Su questo abbiamo certamente sfumature e visioni diverse. Certamente la linea del Partito Popolare Europeo dettata dalla cancelleria di Berlino non ci ha convinto in questi anni, non ci convince adesso, proveremo a cambiarla in tutti i modi possibili. Vede, quello che ci unisce in questo momento alla Lega di Salvini è un ragionamento che questa Europa così com'è è destinata al fallimento. Forse su questo, come dire, posso permettermi di scavalcare a destra o a sinistra Salvini, non so dove è il caso di scavalcarlo, ma io ritengo che il tema non sia l'euro, io ritengo che il tema sia che se non si apre in questo Parlamento europeo una stagione costituente che cambia le fondamenta di questa Europa franerà, e non franerà solo la sua moneta, perché un'Unione Europea che non ha la fiducia dei cittadini su cui vuole governare, un'Unione Europea che non convince gli Stati come l'Italia, che è il terzo contributore, girando la testa dall'altra parte sull'immigrazione e su un sacco di temi, un'Europa che costa ai cittadini italiani in saldo negativo rispetto a quello che diamo e quello che torniamo circa 5 miliardi di euro. È un'Europa che non esisterà più se non la cambiamo tra 5 anni. Quindi lo sforzo di tutti è di cambiare profondamente le istituzioni europee, i trattati che le regolano e la politica della Banca Centrale Europea. La Lega ritiene che sia un percorso da fare prendendolo da un lato. Credo che abbia tutto il diritto di provarci. Noi riteniamo di farlo nella casa dove siamo stati in questi 5 anni appena passati, penso che anche noi abbiamo il diritto di farlo. Se le due strade portano poi a un incrocio dove ci si ritrova comune, abbiamo ottenuto i risultati che servono al popolo italiano e allo Stato italiano, avremmo fatto entrambi la scelta giusta. Se non riusciremo a cambiarlo, il tema dell'euro alla fine sarà anche superato, perché imploderà addirittura l'Unione Europea, non solo la sua moneta. Sì, mi permetto di aggiungere che trovo incredibile questo allarme per la nostra alleanza con Marine Le Pen, primo partito in Francia, anzi è stata lei a dire di non volere ali estreme nel gruppo e quindi di non voler neanche dialogare con i greci piuttosto che con gli ungheresi, anzi siamo immoderati lì dentro perché ci sono pericolosi estremisti. Scherzi a parte, chiunque sia legittimato dal voto popolare è legittimato dal voto popolare, quindi non ritengo che nessuno si possa permettere di dare etichette di democraticità o di praticabilità politica a chi che sia, soprattutto al primo partito di Francia. Adesso non stiamo parlando di primo partito di Francia votato dagli operai delle periferie parigine e dagli immigrati regolari che vogliono limitare l'immigrazione clandestina, quindi penso che sia un argine al razzismo il voto a Marine Le Pen. Altro? Vi ringraziamo. Grazie. Firma, firma, firma! Puoi firmare nel tuo comune di residenza il referendum per l'abrogazione della riforma Fornero sulle pensioni. Per l'abrogazione